Una buonasera cari telespettatori e telespettatrici. Fatemi fare una premessa, finalmente ce l'abbiamo fatta ad arrivare a Sutrio. 7 mesi fa con il sindaco Manlio Mattia avevamo già di fatto pianificato, meglio l'aveva pianificato tutto lui con tutte le persone che dovevano essere presenti allo scrigno, poi ho avuto un problema di salute e insomma abbiamo rimandato di qualche mese, ma recupereremo e recuperiamo molto volentieri oggi. Buonasera sindaco. Buonasera e benvenuti a Sutrio. Mi dispiace per quello che è successo, però ci siamo rimessi in moto, per cui andiamo con questo crescita della nostra comunità. Allora, dobbiamo dire con il primo cittadino, perché abbiamo tante cose da raccontarvi, intanto, come piace dire a me, nutritevi e guardate la bellezza di questo paesino, 1000 abitanti o poco più, ma capirete di che cosa sono capaci i sutriesi. C'è tanto legno da mostrare, qua, questo è il centro polifunzionale dove è stata allestita una mostra da poco, ma vi mostreremo anche quello che è il presepe che scenderà in Vaticano e sarà in prima fila a 2 passi appunto in piazza del Vaticano, piazza San Pietro, e sarà lui a dominare la scena in questo Natale 2022. Allora sindaco, intanto queste statue che cosa sono? Dove sono state utilizzate? Diciamo che abbiamo già cominciato a ragionare sul presepe, perché già nel 2018 avevamo un impegno col Vaticano di realizzare il presepe nel contesto che eventualmente Jesolo non riuscisse col presepe di sabbia a essere realizzato, per cui eravamo già messi in contatto col Vaticano per questa esperienza, però eravamo anche un po' incoscienti perché in 5-6 mesi sicuramente non ce l'avremmo fatta. Il Vaticano di questo ci ha tenuto conto e ci ha permesso di realizzare questo presepe in piazza San Pietro, che per noi è una soddisfazione, però anche una scommessa, perché diciamo che rappresenteremo la regione e la comunità carnica in un contesto quasi mondiale, come fosse un Giro d'Italia fatto proprio qua a Sutrio. Allora, poi torniamo perché abbiamo altre persone che vogliamo intervistare e incontrare. Perché è speciale Sutrio, sindaco? Ma è speciale perché l'impegno dell'amministrazione, ma anche delle società, delle associazioni che sono sul territorio, sono veramente impegnate a far crescere la comunità. Avrete modo poi di vedere cosa stanno facendo appunto queste associazioni, quello che si sta cercando di portare avanti in questa montagna in cui è difficile vivere e che si cerca di portare avanti con massimo impegno e con la responsabilità di tutti queste esperienze che non sono da poco. Questa maglia che indossi e che indosso anch'io ha un simbolo in alto sopra Visit Zoncolan. Sì, e questo è stato scelto questo logo come diciamo, un logo che dovrebbe essere riconosciuto in tutto il mondo per quanto riguarda le cime più importanti che si possono scalare. Noi siamo sotto i piedi assieme a Ovaro, assieme a Ravascleto, siamo ai piedi dello Zoncolan, che sicuramente Cainoro, il Giro d'Italia, ce l'ha fatto conoscere in tutto il mondo. Il 4 settembre ci sarà sullo Zoncolan l'arrivo da parte di Sutrio del Giro del Friuli internazionale diciamo, realizzato dal Ceresetto, no? Per cui anche questo è un nuovo impegno per quanto riguarda l'amministrazione comunale, essere vicino a tutte le esperienze che possono far crescere il territorio. Allora noi, tanto il sindaco Manlio Mattia sarà con noi per tutto il percorso che faremo qui a Sutrio, e noi entriamo nel centro polifunzionale e qui l'atmosfera cambia. Guardate questa opera d'arte, devo dire non me ne ero accorto prima, abbiamo fatto un sopralluogo proprio con le persone che mi hanno supportato per la realizzazione di questa puntata dello Scrigno, e lì sono miniature, questo albero, questa sorta di bonsai, e questo è firmato dalla scuola primaria di Sutrio, perché qui le tradizioni si imparano e si insegnano quando i bambini sono ancora bambini, si stimola alla manualità. E questo è il buongiorno, per così dire. Qui invece abbiamo altre opere che non sono firmate da Carnici, bensì in questo caso da Pietro Antonuti di Blessano, La fuga
in Egitto, e ci sono Adamo ed Eva, e se è sempre Antonutti che lo realizza, e la Sacra Famiglia. E poi si passa a un altro luogo di devozione che è Castelmonte, sempre firmato da Pietro Antonutti. Antonutti poi si sposta, se vi ricorderete noi siamo andati nelle settimane scorse a Gemona, abbiamo parlato del cammino di Sant'Antonio, dedicheremo anche a quel luogo di devozione una puntata. Scene di vita quotidiana, questa è un po' quella che potremmo rappresentare come la civiltà contadina. E qui invece c'è un altro luogo di grande attrazione, sotto San Francesco d'Assisi e sopra i discepoli nell'ultima cena. E poi questo è un animale tipico dei cortili friulani, carnici, e qui è rappresentata sempre da Antonutti l'anatra. Poi c'è anche un bozzetto e qui c'è una Madonna col proprio bambino, il Santissimo Cuore, quasi a chiudere in bellezza, e sopra si chiude con la Pietà. Grazie per questa mostra che è stata allestita proprio in tempo per la realizzazione di questa trasmissione. Con la Miscoria ci spostiamo e qui c'è qualcosa di grande. Padre Gianni, Magia del Legno, un presepe per il Vaticano 2022. Presentamelo tu, Sindaco, quel signore che tu conosci molto bene. Diciamo che il nostro presidente della Proloco è un po' il factotum per quanto riguarda questa attività. Adelchi Marsilio è quello che appunto collabora direttamente con l'amministrazione comunale per portare avanti questa magia del presepio vaticano. Lui ha realizzato, e nessuno sapeva niente, in miniatura quello che dovrebbe essere più o meno la struttura che verrà poi collocata in piazza San Pietro in dicembre del 2022. Allora io vado da Adelchi Marsilio che aveva fatto quasi uno scatto di carattere olimpico e forse sperava che non lo intervistassi, ma io ho il piacere di intervistarlo perché qui c'è molto di tuo, questa non è una responsabilità per te, è quasi un piacere, no? Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Niente, per me è un privilegio partecipare a questa rassegna che porteremo al Vaticano del 2022 e qua come vedete ci sono alcune opere che sono ancora da definire perché stiamo realizzando adesso e poi con la prossima Magia del Legno che si svolge il 4 di settembre finiremo le statue con gli artisti che vengono qua in loco a farle. E poi c'è anche un'altra curiosità, c'è il neoassessore, c'è anche il vice sindaco che vedo sullo sfondo, ma le intervisteremo tra poco. Diciamo che questo momento verrà annunciato dai cristiani di oggi, i cristiani di domani, dai giovani. C'è una lanterna che sta camminando dritta dritta verso il Vaticano, e poi vi mostreremo anche una maglietta che è una maglietta celebrativa che richiama i colori del Friuli Venezia Giulia ma anche i colori di Sutrio, lo ricordiamo per chi non lo sapesse ancora, il simbolo è il maggiolino. Sì, il maggiolino, scuso, la maglia gialla, di conseguenza i colori sia della regione che del Vaticano sono bianco e giallo e noi siamo i gialli, insomma. Senti, ecco qui un presepe per il Vaticano. Raccontiamo, descriviamo queste prime due statue, Presidente. Abbiamo il San Giuseppe, realizzato da Corrado Clerici, che è un artista di Forno di Sopra, più questa è la Madonna, che è realizzata da un padre, un frate, padre Gianni, di Lendinara, provincia di Rovigo. Qua manca ancora il Gesù Bambino perché l'artista che ha voluto fare Gesù Bambino ha preso il pezzo di legno, lo ha portato a casa e lo fa nascosto, lo presenta solo alla vigilia della rassegna. Quindi diciamo che E viene messo, posizionato su una radice del nostro bosco. sempre di Sutrio. Sempre di Sutrio. Quindi quella sarà la sua culla. Sì, quella è la culla su una radice. Allora, qui invece abbiamo la proiezione, una sorta di rendering, per parlare difficile, su carta, dove verrà posizionato il presepe. Sì, qua sono le motivazioni dove vengono posizionate il presepio.
Qua vedete la struttura che viene fatta da una ditta qua di Sutrio, è una cupola di alta 4,50 m per 8 metri, rivestita con le scandole, che sarebbe la tipica copertura che usavano una volta i nostri vecchi negli stavoli su di montagna, e noi abbiamo voluto riportarle queste anche nel presepe del Vaticano. Ecco, Presidente, il legno che viene utilizzato qual è? L'arice. Puoi spiegarmi perché? Abbiamo scelto l'arice perché più che altro perché è un legno più duraturo, e poi anche ha una bellezza perché ha un colore vivace e ci rappresenta, perché anche nei nostri boschi non c'è tanto, però c'è abbastanza l'arice per poter fare questa struttura. Noi poi abbiamo ancora queste bacheche dove c'è un po' quello che il Papa potrà vedere dalla sua finestra. Vediamo proprio la Basilica di San Pietro illuminata. Sì, lì sono i progetti per l'illuminazione che vengono realizzati per la capanna, così anche di notte si vedrà da lontano e anche il Papa può vedere dal suo balcone. Ecco, senti, quant'è che state lavorando a questo progetto? Lavorando, siamo partiti nel 2018. Quando abbiamo ricevuto l'ufficialità ci siamo messi di buona lena, abbiamo iniziato a lavorare e adesso il tempo un po' stringe, però speriamo di farcela onorevolmente, anche con un piacere anche di portare non solo Sutro ma tutta la carne del Friuli. Ecco, quanti quintali di legname vengono utilizzati? Sinceramente adesso non potrei dirlo, non so di preciso, però chiaramente saranno una ventina di quintali per la struttura, poi ci sono calcoli che ogni statua ci sono 2 cubi di legname, sono sempre un 15-20 quintali. Insomma. E questa è, lo ricordiamo, il modellino in scala 1:10 come indicato dal cartellino. È una struttura, abbiamo fatto un palco di 15 metri per 9, alto 1 metro, dove poi viene posizionata la struttura. Senti Adelchi, e poi andiamo a chiudere questa parte, sapere che il tuo paese sarà protagonista nella città più importante del mondo, con quel presepe. Vedo che i tuoi occhi prima si erano già illuminati. Sì, chiaramente un onore per noi, per la comunità, per tutti. Grazie Adelchi. Le vedete, sono le 2 donne elette a giugno in amministrazione guidata da il sindaco Mario Mattia. C'è quella maglia gialla, ma per sapere perché ha quel colore e perché è stata fatta dovete aspettare un attimino, bevetevi un caffè e andiamo in pubblicità. Seconda parte dello scrigno, dobbiamo fare dei ringraziamenti. Prima il presidente della Proloco parlava dell'impianto di illuminazione, lo saluto, non è qua, ma è Skiran, che è un croato che vive a Pola, sarà lui a firmare e a evidenziare con il suo impianto le bellezze della comunità di Sutrio che approderanno appunto a ridosso del Vaticano. Ovviamente il grazie va anche alla Regione e poi c'è un'altra persona che vogliamo ringraziare. Il direttore artistico Stefano Comelli, che progetta, organizza e coordina tutto il presepe per il Vaticano 2022. Allora, questa signora o signorina? Signorina. Signorina è Sara Morocuti, assessore alla cultura. Dicevo nella prima parte di questa maglia di colore giallo. Che cos'è? È una maglia che hanno indossato 30 ragazzi provenienti da tutte le valli della Carnia e hanno raggiunto in un cammino di fede, un'avventura spirituale, un cammino di luce mi piace chiamare, hanno raggiunto Piazza San Pietro. L'amministrazione comunale di Sutrio, in collaborazione con la Proloco, voleva dar voce ai ragazzi, essere loro proprio gli annunciatori del presepe in Vaticano, e qui alle nostre spalle abbiamo la statua proprio di San Giuseppe. Come vedete manca un dettaglio, manca la lanterna di legno che hanno portato i ragazzi. Proprio in questo cammino di luce i 30 ragazzi hanno portato dalla piazza di Tolmezzo nell'oratorio Don Bosco fino in piazza San Pietro questa lanterna di legno, di cedro, profumatissima, indossando ovviamente questa bellissima maglietta con i colori della nostra regione. Dietro, sul retro, c'è proprio la lanterna, simbolo di questo bellissimo pellegrinaggio.
Senti, ecco, di fatto so che voi avete piacere che venga ribadito, sono i ragazzi della Carnia, non solo i ragazzi di Sutrio. I ragazzi della Carnia, provenienti da tutte le vallate, che proprio presso l'oratorio Don Bosco di Tolmezzo sono partiti per arrivare prima a Viterbo con i pulmini e poi a piedi con lo zaino in spalla fino in piazza San Pietro. Sono loro ad annunciare fino in Vaticano l'arrivo del presepe di tutta la Carnia e della regione Friuli Venezia Giulia. Quanti chilometri hanno percorso? Ogni giorno circa 25 chilometri, quindi una settimana molto intensa, molto ricca, impegnativa, sotto il caldo di agosto, però ce l'hanno fatta e hanno raggiunto la piazza. Ecco, la tua esperienza da assessore alla cultura risale veramente a pochi mesi fa. Sì, a pochissimi mesi fa, a giugno, sono stata eletta assessore alla cultura e mi impegnerò chiaramente per nuovi eventi, per promuovere il territorio, per promuovere anche nuovi spazi per i giovani. Quanti anni ha Sara Morocuti? 29. Quindi è la tua prima esperienza. No, in realtà ho fatto un mandato da 5 anni da consigliere comunale e ora voglio continuare per il bene di tutto il territorio e per dar voce anche ai giovani. Allora, questa donna con i pantaloni bianchi, lei non ha la maglietta che porto io, ma la ringrazio anche perché mi sta bene, vice sindaco. Bellissimo, benissimo. Ti chiedo, intanto, le donne sono rappresentate in amministrazione qui a Sutrio? Sì, diciamo che fino al 2012, quando sono stata eletta io, non c'era mai stato un assessore, quindi non voglio apparire femminista, però insomma per me comunque è motivo di orgoglio. E poi è entrata anche Sara in giunta, quindi insomma ci teniamo per mano e io le faccio forse un po' da maestra, un pochino anche, ogni tanto le dico non voglio essere pedante, però è il mio essere molto attenta e poi mi sembra giusto insomma che le nuove generazioni crescano credendo in quello che fanno e facendolo bene. Senti, questo che tempio è? Questa è la sala polifunzionale, è veramente il nostro tempio, un pochino diciamo è il nostro centro in cui organizziamo tutte le serate, manifestazioni, dalla presentazione di libri a serate di musica, di coro. Ovviamente si vede che c'è il legno e quindi è il nostro paese, è Sutrio, il paese dei Marangons. Ecco, la nostra Miscoria ha inquadrato una persona che ha rivestito un ruolo importante in questa trasmissione quando potevamo realizzarle in diretta, adesso causa pandemia, proprio per rispettare le norme le stiamo realizzando in esterna. Niccolò De Mattia, ovvero sia Gabane, ma state comodi lì perché Gabane fra poco si manifesterà in tutta la sua grinta, un uomo classe 1938, quindi uno meno del mio papà, quindi sono tutti e due molto vivaci. Che cosa sta inquadrando la Miscoria adesso? Adesso sta inquadrando la statua del falegname con il banco da lavoro del falegname. Ovviamente all'interno del nostro presepio non poteva mancare la figura clou del nostro paese, perché adesso è vero che Sutrio sta puntando al turismo, però negli anni si è fatto conoscere come il paese del legno, il centro del mobile. Ci sono ancora tante aziende qui da noi, anche se il ricambio generazionale non è facile, perché ovviamente il lavoro manuale e impegnativo del falegname, insomma, non è che piaccia forse tanto alle giovani generazioni. È vero che insomma, stiamo cercando comunque di sostenere anche delle nuove attività, anche come amministrazione cerchiamo di dare un input e un aiuto proprio perché i ragazzi crescano comunque nella cultura del nostro paese, quindi realizzare attività che comunque sostengano e ci facciano conoscere oltre. Ovviamente speriamo che il presepe in Vaticano sia proprio un input importante, come hai detto prima, per farci conoscere alla finestra del mondo. Questo credo che sia già garantito e prima la nostra Miscoria stava inquadrando quello che è un po' quello che da piccoli definivamo il traforo, no? Il tavolo del Marangon grande, noi da piccolini l'avevamo in scala e là ci sono le bandiere, vedete da una parte il nostro tricolore, al centro la bandiera del Friuli Venezia Giulia che porta, lo ricordiamo, i colori anche del comune di Sutrio e ovviamente anche la bandiera tutta
verso sinistra della comunità europea. E vedete sullo sfondo, quella è una piazza che andremo a esplorare, anche se io l'ho conosciuta tanti anni fa proprio con Gabane, quando Gabane presentò il suo libro. Come si chiama, Sindaco, quella piazza? L'Ordiscior Mattie, che è stato appunto recuperato, acquisito dal comune, recuperato per appunto l'animazione con le casette e le serate particolari che facciamo quasi ogni sera, diciamo. Stasera c'è un altro piccolo evento, soprattutto per i più piccoli, però c'è stato il sabato sera un concerto, insomma c'è ogni sera qualcosa da scoprire. Quindi lì c'era un orto. Sì, c'era un orto di famiglia, la famiglia era quella la casa di fronte, poi i tempi cambiano, loro sono andati a Pordenone, per cui il comune ha acquisito l'orto poi. Sindaco, com'è cambiata Sutrio nel tempo? Diciamo, i grossi cambiamenti, secondo il nostro punto di vista, sono avvenuti negli anni 90. Finito il terremoto, dove appunto adesso si parlava col maestro Molfetta di quello che è successo, sono stati messi in campo 3 eventi fondamentali, Magia del Legno, Pagin La Mede e Borghi Presepi, che sono stati quelli che poi hanno dato là a cambiare un momentino l'avventura, diciamo, del comune, della comunità in generale, da artigiano, un po' una vocazione turistica legata soprattutto allo zoncolano. Allora, noi adesso ci fermiamo, abbiamo ancora 4 minuti che vogliamo sfruttare al massimo, usciamo dal centro polifunzionale, è stato nominato Molfetta, nominato Nicolò De Mattia, ci sono anche gli alpini, io li sto stimolando anche perché Telefriuli vuole avere un ruolo di primo piano in quello che sarà la Dunata Nazionale degli Alpini a Udine anno 2023 e sicuramente vorrò coinvolgere anche gli amici del gruppo alpini di Sutrio, ma noi adesso usciamo e andiamo all'aria aperta e incontriamo un certo Nicolò De Mattia. Siamo usciti, siamo in via Roma, il centro civico è qui vicino a noi e questo, come promesso, lo conoscete, Gabane è un'icona di Telefriuli che mi ha portato tanta fortuna. Dito di no, Gab? Mi hai portato fortuna o no? Ma quando finché infatti un bel po' di anni insieme, no? Certo. Come stai adesso? E così poi mi si sono fatto il piso non sei tan bene, ma insomma, oggi ho fatto il quarto vaccino. Vedi? Ti ha fatto qualche effetto collaterale? No. Effetti collaterali? No. No, guardo ora poi. Senti, allora, tu ne hai una da raccontarmi, un trighetto, così all'improvviso. Posso riguardare dei settori che andavano a falciare l'erba, no? E facevano in piazza del municipio, anche d'inverno la leggevano così per redipo, no? E com'era? Sono quei settori, bravi lavoratori, chi ci lavora a contratto e qualunque tipo, a giornare un l'ora, siamo convinti che si lavora, ma se io stimo per spese, io redo non fare la tangrese, non preferendo chiaro il caffè che non si chiamare. E se faceți guarda con un tocco di argel, non un singolo, ma niente che. E dopo era che l'avevano tirato sul tempo, no? Quindi che no, che le svore, si impronte a dare una mano, così può. Senti, chiudiamo con un brano dei tuoi, com'era i canti, te li ricordi, Gab? Un canto, un canto dei tuoi. E sudre di qua, e sudre di là, e senza sudre la terra non va. E io la lele, io la la, io la lele, io la. Qui si marita canti, qui si marita fuori, qui si marita in terra, qui da calore. Io la lele, io la, e senza sudri la terra non va. Diamo la benedizione, andiamo in pubblicità. Te la ricordi quando mi lanciavi la pubblicità? Com'era? Pubblicità! Stasera voi non vi annoierete. Gab è tornato, a tra poco.
Eccolo qui, noi siamo nella piazza che fu un orto, l'orto ricordiamo ancora? Di Sior Mattie. Di Sior Mattie, e questo è il Sior Domenico Molfetta, un uomo che sa tante cose, è venuto qualche volta in studio da noi, ma si è occupato il più delle volte anche di erbe, di territorio. Ce ne sono ancora, Domenico? Certo, ma adesso ho insegnato 33 anni sempre arboristeria alla terza età, università della terza età. Logicamente le erbe ci sono sempre e speriamo che ci siano sempre, che saranno ancora, a meno che l'uomo non sia tanto accelerato da farle sparire. Ecco, eccoci qua che così ti inquadra la nostra Chiara. Ecco, c'è questo pericolo che le erbe possano sparire? C'è il pericolo, logicamente il pericolo è legato sempre all'inquinamento, perché ci sono, e poi anche al depauperamento dovuto alla razzia, cioè alla raccolta indiscriminata, soprattutto adesso che c'è un turismo così di massa, specialmente nelle montagne che sono servite da strade, quindi facilmente raggiungibili. C'è il pericolo che diciamo, il visitatore, l'escursionista indisciplinato faccia una raccolta indiscriminata senza pensare che ci sono piante che per riprodursi ci mettono anche 10 anni. Per cui... Senti, Domenico, l'estate è foriera, che erbe si possono raccogliere? Ma diciamo che ogni stagione è adatta alla raccolta di determinate erbe, specialmente quando si vuole una raccolta legata alle stagioni, legata all'ambiente, e quindi in primavera ci sono le erbe primaverili, soprattutto legate alle piante mangerecce, che una volta erano legate alle necessità alimentari, poi sono dovute un po' diciamo anche a una mentalità a ricercare un cibo salutistico e anche nutriente. Poi in estate ci sono erbe particolari, soprattutto in montagna, per esempio c'è l'Achillea clavenne, cioè l'Arsinis di Mont. Si comincia alla fine estate alla raccolta della radice della genziana, all'arnica, cioè tutte erbe della nostra tradizione, cioè erbe usate qui da millenni, che praticamente la nostra gente aveva una disciplina intrinseca, cioè faceva parte della sua mentalità, quindi raccoglieva lo stretto necessario per il suo uso. Poi invece adesso vuoi per il commercio, vuoi per altri motivi, cioè non si rispetta più quelle che erano le norme e che sarebbero ancora le norme utili per la sopravvivenza delle... Domenico, c'è un'erba che come alcune donne sfuggono e non si fanno né corteggiare né catturare? Ma un'erba che si nasconde, insomma. Un'erba che si nasconde, io sento sempre parlare di queste erbe, perché una volta ho parlato di erba afrodisiaca all'Università della terza età, le donne che le volevano non per loro ma per i loro mariti, anche quelle lì hanno fatto razzia perché l'indomani erano sparite tutte, per cui io non voglio essere complice del depauperamento di certe erbe. A questo punto tu non puoi dirmi una cosa, ma qual è l'erba che insomma può essere stimolare? Ma guardi, ma poi erbe proprio, diciamo qui, specifiche non è che ne abbiamo molte. Cioè, una volta le donne avevano la canapa, che praticamente qui Sutri specialmente, quasi gran parte della campagna era coltivata a canapa. Adesso abbiamo una coltivazione, diciamo, moderna, secondo le regole, le norme vigenti, quindi una coltivazione light, una coltivazione così, che produce soprattutto per la medicina. Cioè, ma in quella volta si coltivava la canapa, ma le donne sapevano che la canapa faceva cantare, cioè metteva allegria, ma non so che uso ne avessero fatto, perché erano talmente indaffarate a filarla, a lavorarla per prepararsi il corredo, che non avevano forse tempo di pensare ad altre cose. Del resto le nostre donne erano talmente stanche che rifuggivano da certe attività. Da certe attività.
Molfetta è stato chiarissimo come al solito. Il presepe, cioè siete qui per il presepe mi pare. Anche per il presente. Ecco, allora, volevo aggiungere due cose a quello che gli altri avranno detto. Cioè, penso che il presepe, questo avvenimento, sia il coronamento di una grande opera, cioè di una fedeltà alla tradizione, una tradizione che va da Mastro Geppetto, che passa attraverso il locomobile, perché si deve pensare che Sutrio è stato il primo paese qui della Carnia ad avere l'elettricità, l'illuminazione pubblica derivata dalla lavorazione del legno. Cioè si utilizzavano gli scarti attraverso un locomobile che produceva vapore, quindi faceva funzionare una dinamo, si produceva energia elettrica e nel 1907 Sutrio è stata illuminata proprio dagli scarti del legno. Poi si va da Mastro Geppetto nel senso che dai mobili che si mandavano ai nobili di udinesi, eccetera, intagliati, quindi lavorati con sega a scalpello, alla capanna di oggi, che è fatta di lamellarie, quindi di una lavorazione computerizzata. Quindi in questo presepe c'è anche, si può vedere la tradizione che va dalle statue lavorate con scalpello e sgorbio, eccetera, alla capanna con i lamellari che sono fatti sempre computerizzati e che qui a Sutrio si producevano e si producono. Allora, vieni Domenico, assieme al vice sindaco e all'assessore, ci avviciniamo a questo gruppo di bambine che fanno qualcosa che facevano le loro mamme, le loro nonne. Vice sindaco, andiamo da quella signora là, che cos'è? Quella signora con l'occhiale rosso, è la maestra? Chi è? Ma ci sono tante maestre qui. La maestra, secondo me, quella proprio capo di tutte, è Daniela, che è seduta laggiù in fondo, è la presidente dell'associazione di Sutrio Ricama, che gestisce anche il presepio di Tenno. Allora io vado dalla signora che si chiama? Daniela. Vado da Daniela che ha il capo chinato verso il suo lavoro. Buonasera bambini, come state? Sentite che bella che lavoro. Buonasera Daniela. Buonasera. Come sta? Bene, grazie. Siamo qui un po' accaldate perché fa un caldo. Anche se siamo a Sutrio fa molto caldo, però le bambine sono molto brave, vengono, ci seguono. Che cosa stanno realizzando in questo momento? Fanno lavoretti adatti alla loro età, le piccole cominciano col punto filza che è più semplice, le più grandine fanno il punto croce che è un po' più complicato. Ecco, che cosa viene utilizzato? Che materiali vengono utilizzati? I fili da ricamo che usiamo nella scuola, che se non lo sapete noi abbiamo una scuola che ha tanti anni di tradizione, la portiamo avanti con un po' di fatica, adesso col Covid siamo un po' ferme, però d'estate abbiamo sempre fatto perché siamo all'aperto, quindi non abbiamo mai interrotto. E abbiamo anche qualche maestra giovane qui che comincia a seguirci. Come si chiama? C'è il nome dietro, ci siamo fatte le magliette col nome, poi c'è un'altra ragazza là che si chiama Lucia, anche lei, e siamo molto contenti di questa cosa perché è un momento rilassante, bello per noi e per loro. Poi chi ha voglia continua e arrivano anche a 17-18 anni, le altre si fermano perché magari hanno altri interessi, ma non importa perché il seme è gettato e quindi si spera che poi magari in un altro momento lo riprendano. Volevo dire che abbiamo anche una ragazzina che viene da Colugna e sua mamma la porta su ogni martedì e giovedì, è là, si chiama Alice. E sono tanti anni che viene su perché questa cosa le è piaciuta tantissimo. Lucia, qual è l'errore più ricorrente che fanno le vostre allieve, piccole allieve? Fare i nodi, si annoda il filo e vanno nel panico e quindi bisogna un momento assisterle, oppure tirano troppo il filo e quindi la stoffa si arriccia, però sono brave e vengono, si divertono perché un po' si chiacchiera, un po' si fanno nuove amicizie, però comunque fa piacere, ecco. Ecco, credo che vedo dei sorrisi in questo momento di quelle bambine che sarebbe molto difficile vederle così sorridenti se fossero davanti a un display di un cellulare, no? Poi dipende cosa guardano sul display del cellulare, ecco. Però sì, vengono, siamo ancora abbastanza spensierati, ecco, riusciamo a trovare altre attività da fare oltre che perdersi sul cellulare. Daniela, tu sei alla guida di un'associazione anche.
L'associazione Sutrio Ricama, come dicevo prima, che è tanti anni che opera in paese e richiama tanta gente, tante signore, ecco, parliamo di signore anche dai paesi limitrofi che vengono. Quest'anno speriamo di riuscire a fare il corso invernale perché per il Covid siamo state proprio ferme, perché d'inverno sei dentro, sei vicina e non era possibile fare. Allora io vado da questa signora con la maglia gialla. C'è Mussino, anime. Ben, Daniele. Cosa stiamo preparando? Io sei tra le frutte che non capisci in noi. A 50 anni continuo a venire al corso. Niente, faccio un centrino. Questo è per... di polvere. andrà a casa tua? Per me. E qui, sotto questo gazebo quanto state? 2-3 ore? 2 orette, dalle 3 alle 5. Approfitto, accompagno mia figlia e approfitto a fare anch'io, se no a casa non c'è tempo. Allora guardate Claudia, adesso vado da Claudia perché io adesso guardo le magliette, sono agevolato. Claudia, lei sta insegnando a questa bambina, si chiama? Maria Vittoria. E Maria Vittoria sta imparando. Sta imparando i primi punti, sta imparando a tenere l'ago in mano, vero? Sì. Quanti anni ha Maria Vittoria, quanti anni hai? 7. Ti piace fare questo lavoro? Sì. E tu vieni qui in piazza Sutrio da quando? È la prima estate? Sì. E da grande cosa vuoi fare? Non so. Non sai ancora? E Claudia ti sta insegnando bene? Claudia, è la tua maestra di ricamo chi è stata quando eri più piccola? All'asilo circa diciamo 60 anni fa. Io siccome non sono nativa di Sutrio, sono nativa sono oriunda friulana. Di dove? Di Muzzana del Turgnano. Quindi bassa friulana pura. Però abitavo in Piemonte e andavo a scuola in Piemonte, quindi. Claudia, grazie. Io vado avanti e vado da Fulvia, la vedo alle spalle. Fulvia, come sta andando? Bene, grazie. Qui hai tante allieve attorno a te. Piccolini però sono un po' impegnativi perché al primo... Ecco, questo gli è uscito l'ago e quindi c'è da rinfilarglielo. No, ma non riesco. Non riesce a rinfilarlo. Tu come ti chiami? Marlene. Marlene, e quindi hai difficoltà col filo? A rinserire il filo nell'ago perché il filo è corto. Senti, da grande tu hai già le idee, ti piacerebbe fare la ricamatrice? Sì. E poi? Boh. Però la nonna che ricama, sì, che fa scarpette. È l'unica, la nonna sua? Sì, che fa scarpette. Come si chiama la tua nonna? Gentile. Ma pensa che bel nome, Gentile di nome e di fatto. Adesso io vado da questa bambina che è capotavola, come sta andando? Bene. Non ti è uscito l'ago ancora, no? Alza un po' la testa, amore. Ma è concentrata, come ti chiami? Adele. Adele, ti lascio lavorare. E invece di spalle, qui non sappiamo come si chiama sta donna. Milena. Milena, e lei da dove arriva? Io abito a Ravascletto ma sono di Roma. Di Roma. E cosa fa Ravascletto? E vivo a Ravascletto perché ho sposato uno di Ravascletto e ormai sono 36 anni e sono 20 anni che vengo qui a ricamare insieme a Daniela. Noi su questa donna di origini romane, ma che ormai è una carnica acquisita, andiamo in pubblicità e ci vediamo fra poco con la quarta parte. Quarta parte dello scrigno, sono con Severino Fior, che è il capogruppo degli alpini di Sutrio. Volevo che ricalcasse una tradizione di quello che è lo sfalcio dell'erba. In che occasione? Sì, lo sfalcio d'erba è cominciato negli anni 90. Prima degli anni 90 qua facevano tipo un carnevale, qua per lo sfalcio montava facevano un palco qua in piazza. Poi negli anni 90, quando una signora rimaneva magari vedova,
si dava una mano andare a falciare il prato, anche tuttora, ancora oggi si sta facendo. Siamo una decina, una quindicina di persone che andiamo su a sfalciare il prato con la falce, con la cold, che si dice con la cold, il falcetto, no? E andiamo a dare una mano a queste signore, che è quello che non possono andare. Senti, siete pronti per la donata di Udine? Come no, siamo appena rientrati di Asiago anche. Siamo stati a Asiago, abbiamo avuto anche noi 2 anni fa il raduno sezionale Tolmezzo, che è stato un grande evento. Adesso siamo rientrati di Rimini, insomma abbastanza, diciamo, perché io da un po' di anni che organizzo il pullman, però siamo sempre meno e poi sempre più vecchi. Ci sono tanti che sono andati avanti. Comunque per Udine stiamo già organizzando, però lì a Udine praticamente andranno tutti con i loro mezzi, perché qua partendo di Sutrio prendere un pullman non è che valga la pena, no? Poi io collaboro tanto col comune, con l'amministrazione comunale, faccio parte della protezione civile, antincendio, insomma mi dedico anche col comune sempre. Quindi ci sei. Allora io vado da Fiorenza, che ci deve mostrare veramente rapidamente la magia di una stella, il presepio di Teno con gli occhi dei bambini, la scuola primaria di Sutrio. Però dobbiamo citare una maestra. Sì, volevo ricordare, questo libro l'abbiamo pubblicato qualche anno fa e è stato, diciamo, promosso da una maestra, la maestra Gilda Pittino, che purtroppo sono ormai 4 anni che ci ha lasciato, ed è stato il suo ultimo impegno proprio, il suo ultimo desiderio, devo dire. L'ultima cosa che mi ha detto quando ci siamo parlate l'ultimo giorno di scuola, all'epoca ero assessore all'istruzione, quindi seguivo anche questo, e mi ha detto: ricordati del libro. Quindi il Natale successivo, in occasione di Borghi e Presepi, che diciamo fa da fulcro il presepio di Teno, abbiamo pubblicato questo libro e ci piace ricordare lei soprattutto. Magia del legno quando è? 4 settembre vi aspettiamo a Sutrio, una domenica speciale, perché ovviamente quest'anno abbiamo le statue del presepe che andranno in piazza San Pietro, quindi non mancate. Poi c'è la Gesteco che arriva da queste parti, la squadra di basket che verrà in ritiro da queste parti. Quindi io adesso mi sposto, vado dai suonatori che sono caldi come delle mandorle, pronti a farci sentire che cosa? Facciamo l'allegria. Andiamo con l'allegria.
Facciamo un applauso a questi 5 suonatori, applaudono anche i bambini. Andiamo con una bella polka di quelle potenti. Quello che vuoi. Ancora un applauso ai nostri amici suonatori. Chiudiamo la quarta parte con... Ti chiami? Modesto. Allora, Modesto, tu mi sei stato descritto come il cicerone di Sutrio. Insomma, nel mio piccolo, ecco. Ecco, tu accompagni i gruppi che arrivano da queste gruppi che arrivano vari periodi dell'anno, insomma. Da dove arrivano? Beh, dalla regione tanti, ma abbiamo avuto anche dei pullman che arrivano proprio da fuori. Ti dico un aneddoto piccolo. L'anno scorso è venuto un pullman dal Piemonte, era appena abbozzate le statue del presepio in Vaticano e l'ho portato a fare visita così a questi artisti che scolpivano. Una signora si abbassa e prende su dei truccioli, li mette nella borsetta. Ma signora, cosa fa? E ha detto, insomma, è come un souvenir, una roba, perché un trucciolo di statua che va in Vaticano, l'importanza che ha. Quando siamo arrivati al pullman, ho detto, allora ci vediamo a Roma. E ha contattato il capogruppo e ha detto, metta in calendario che a dicembre andiamo a Roma. Quindi coinvolto un gruppo del Piemonte per venire a Roma. Quell'esperienza bellissima, insomma. Quanta gente arriva ogni anno? Beh, i primi anni mi ricordo, si arrivava ai primi anni di presepio, c'è anche un elenco dei gruppi, 2000-3000 gruppi di bambini nel periodo natalizio. Adesso è un po' dilatata la faccenda, comunque nel giro dell'anno con varie feste ci sono concentrate in dicembre, gennaio via, ma anche d'estate qualcuno arriva, insomma, poi magari fanno Sutrio, altre zone della Carnia, ma comunque è un bel punto di riferimento. Allora bambini, io vi ringrazio, vi lascio al vostro cucito. Volete fare un ciao alla nostra Chiara che vi sta riprendendo? Ciao! Scoria, questi sono tutti per te. Credo che noi adesso andiamo in pubblicità, però con l'inizio della quinta parte il vice sindaco mi mostra un foglio che dobbiamo leggere, una dedica, ma guarda, la facciamo subito perché non voglio dimenticarmelo. Che cos'è? È una dedica che abbiamo trovato sul banco alla sala polifunzionale dove eravamo prima, lasciata da qualcuno che ha visitato appunto la sala e il nostro paese. C'è scritto: bellissimo, ci siamo emozionati, lo dico così, bellissimo, grazie, è stato emozionante leggere la storia di Antonutti e i suoi mosaici di legno e poi scoprire che il presepio di Sutrio andrà a Roma. Questo paese ha un'anima forte, grazie ancora. Ed è una signora Erika di Trieste, quindi Cicerone prima ci diceva sì, arrivano
anche da lontano, e questa è una dimostrazione. Adesso noi andiamo in pubblicità, i suonatori ci accompagnano in area presepe, Sindaco? Sì, e noi andiamo in pubblicità. Quinta parte dello scrigno, ci siamo spostati ancora e ci stiamo avvicinando al presepe di Eteno, ma questi ragazzi sono caldi, anzi direi caldissimi, Lago Frescio di Ludario. Grazie, li presentiamo al sax Massimo, Adriano, alla fisarmonica, al bidofono Bidon Bass e Nimiro. Bidon Bass, attenzione, Robby alla chitarra, Daniel al basso. Allora, non lasciateci che magari facciamo il brano di chiusura. Io vedo in lontananza un uomo con un mezzo piuttosto ricercato. Assessore allo sport, vieni qua, ma l'assessore allo sport, turismo, e venite tutti e due. Ma lei da dove arriva, mi scusi? Da lì. Da lì? Da lì. Senti, chi rappresenti? Comandi? Chi rappresenti? Io sono il presidente della rete d'impresa Visit Zoncolan e presidente anche dell'albergo diffuso di Sutrio. Ecco, rete d'impresa significa che ci sono più anime che mettono... La rete d'impresa Visit Zoncolan è quella che si interessa della promozione della parte turistica e agroalimentare, però di tutto il comprensore dello Zoncolan, perché lo Zoncolan sì è il brand più famoso del Friuli Venezia Giulia, ma nel contesto, se lo guardiamo, va anche a abbracciare dei comuni di fondovalle che formano un territorio abbastanza vasto, che è fra il comune di Ovaro, di Comeljan, di Ravascletto, di Paluzza e di Sutrio, e abbiamo 40 associati e noi promuoviamo tutto quello che è possibile fare intorno alla promozione turistico e agroalimentare. È facile fare gruppo? Non è facilissimo, però è l'unica strada che abbiamo. Per esempio anche il turismo attuale non chiede più il turismo di un tempo, ormai sono cose un po' superate, ormai la gente vuole turismo attivo. Una delle iniziative che facciamo da anni e che adesso ci stiamo specializzando sempre di più e onestamente ci dà anche grandi soddisfazioni
è proprio la promozione dell'experience. Se noi immaginiamo, infatti adesso sto andando, che siamo qua di tardi, a vedere di perfezionare il calendario della prossima settimana di tutte le parti esperienziali che facciamo intorno al comprensorio. Per esempio su Ovaro, vediamo se ci prende sotto questo. Su Ovaro, per esempio, abbiamo un evento importante che è la miniera e la Casa delle 100 Finestre. Su Comeljan c'è un evento che è quello dei palazzi e degli arazzi. Qui abbiamo le lanternate, nonché il giro in quota che accompagniamo i nostri clienti. E abbiamo una serie di cose varie e un calendario molto variegato. Abbiamo 18 iniziative settimanali dove il turista che viene trova e approfondisce tutto quello che può essere di suo interesse. Presidente, facci vedere come va e ci vediamo presto. Come si chiama questo mezzo? Trike Trinity, è un modello unico. È un modello unico, quindi occhio che non, magari non, penso che fermilo, che al passe lui. Ciao, grazie. Allora, io a questo punto ho lasciato il presidente e andiamo da questa parte. C'era un piccolo bambino che è sparito, è andato a vestirsi. A questo punto, cara Miscoria, assessore allo sport e assessore al turismo, sì, perché io ho le idee. Lui è Daniele Straudini. E io Sara Moroccuti, assessore alla cultura e allo sport, all'istruzione. Allora, noi saliamo verso il presepe di Teno rapidamente. Io sono un po' claudicante, ma ce la faremo e raggiungiamo appunto due persone. C'è il buon Nicolò De Mattia Gabane, che è a 2 passi da questi 2 artigiani. Buonasera. Chi è che lavora qua? E io in questo caso. Ci spiega che strumento è, che attrezzatura è? Questo qua è un tornio, appunto per legno, per riuscire a realizzare così... Facci vedere qualcosa. Ci sono degli slogan: chi lavora con le mani è un operaio, chi lavora con le mani e con la testa è un artigiano, chi lavora con le mani, con la testa e con il cuore è un artista, chi lavora non fa l'amore, chi lavora con la bocca è un politico. È roba tua? Sì, scritto scritto io. Senti, ci prepari qualcosa così in presa diretta? Il materiale qual è? Che legno è? Di solito tiglio, legno di tiglio. Va benissimo, però anche il noce. Questo qua è un po' più tenero e anche un po' più bianco per quanto riguarda il fatto di poter colorare. Ad esempio, facendo trotole, per me è necessario dargli un po' di colore e quindi il tiglio va molto bene. Da quant'è che fai trotole? 35 anni, è un pezzo che mi cimento in questa roba qua. È rilassante però. Ma sì, certo, anche perché è stimolante per il fatto che dici ma lascia che provi a fare una cosa nuova. E allora quando c'hai le capacità di come fare, è una sciocchezza mettersi a fare, adesso qua mi viene in testa di provare a fare nel mezzo un nodo, così a fantasia. Ecco che allora ti sperimenti e dici va bene così, lo faccio più largo, più piccolo e quindi questo poi ti viene quando hai cominciato a fare diverse robe. Ecco, qui gli lascio così in questo caso, facciamolo lì, basta, qui torniamo giù e proseguiamo per fare il manico. Senti, grazie. Prego. E alle tue spalle che cosa c'è? C'è un signore che fa intaglio, anche lui, quello in questo caso ad opera sgorbie, e l'attrezzatura che una volta si aveva per abbellire i mobili che erano una volta nelle case di tutti. Io vorrei andare da questo piccolo, vieni, come ti chiami? Lapo. Lapo, dov'è il presepe? Allora, si entra da lì. Abbi pazienza perché vedi che io sono, tu sei molto più veloce. Fammi entrare. Io e la Miscoria siamo dietro a Lapo. Lapo, questo è il... Ma quanto bello è questo presepe, Lapo? Vieni qua, non correre. Sì. Vieni. Dopo, quando finisce la luna, diventerà giorno. Ecco la luna, guarda. Io ho un proiettatore che infatti lo proietta. E dopo anche alla mattina scatterà il gallo. Che dà il buongiorno. Sì. E qui voglio dire, ma a Sutrio è sempre Natale praticamente.
Sì, perché il presepe di solito si fa a Natale, no? Lapo? Sì, mi pare... Sì. Sì. Sì, giusto. Sì, caro. Vedi, là c'è il Gesù bambino. Eccolo il gallo. Mi scordi, hai sentito il gallo? Che momenti. È giorno, Lapo. Sì. Sì. Ma quanto bello è questo presepe? Bello. Ma ne farai anche tu quando sarai più grande uno? Ci devo pensare per questa cosa, ma... Diciamo... Lapo, grazie che ci hai portato a vedere il presepe di Teno. Siamo a Sutrio, guardate che bellezza. Qui è giorno e là c'è evidentemente qualcuno che sta lavorando. Guardate i movimenti di questo presepe e i movimenti di cui parlavo poco fa. Adesso C'è il ferraio. Sì. Lì il matrimonio, allora, lì mi pare la segheria. Dopo forse c'è un'altra segheria e dopo una roba che non so, che è quella lì dei vasi, non so. Quella lì è un'altra segheria e lassù abbiamo la stalla. La stalla è... Fanno il formaggio, quindi anche forse la latteria. Lapo, grazie, sei stato rapidissimo, siamo riusciti a malapena a starti dietro. Suonano le campane perché credo sia il richiamo che sta per cominciare la messa o è mezzogiorno? È mezzogiorno. Noi adesso ci fermiamo... Forse è mezzogiorno. Forse è mezzogiorno. E voi da dove arrivate, bambine? Da Sutrio. Io da Tolmezzo. Vogliamo salutare le persone che ci guardano da casa? Come vi chiamate? Amabel. Veronica. Amabel, Veronica e Lapo. Andiamo in pubblicità. A tra poco. Questi sono i primi presepi di Sutrio. Sì, la manifestazione Borgo Presepi è iniziata con questi 4 presepi. Questo che ha rappresentato il presepio e come vede, non ci sono stato perché lui ha rappresentato l'immigrazione che era degli anni 20-30. Poi c'è questo presepio del maestro Moro Dorino, poi quello di una signora che faceva i scarpezzi. Scusa, questo ricordiamo quello che sta inquadrando Chiara? Questo rappresenta l'immigrazione, perché come vedi c'è solo una natività, non ci sono altri personaggi perché voleva rappresentare l'abbandono della carne in quegli anni 20-30. Qui? Questo è il presepio del maestro Moro Dorino, che l'ha fatto quando aveva 12 anni, e poi c'è il presepio qua del Moro Livia, chiamato More, che faceva scarpezze e aveva messo tutti i rettagli di lana, di tela che avanzavano, ha fatto il presepio per il figlio e per i nipoti. Da qua è iniziata la manifestazione Borgo Presepi. E quel signore là si chiama? E quel signore là si chiama Di Comune Ermanno, è un signore che adesso è in pensione e si dedica all'intaglio, all'intarsio, e abbiamo dato questo spazio anche per fare un po' di animazione e lui si diletta con le sue stelle alpine, con i suoi intagli e con gli articoli di vari. Insomma. Ermanno, buonasera. Intanto qui c'è già un disegno, quando questo lavoro sarà terminato? Questo è un pannello normale da appendere alla parete, diciamo che è un disegno mezzo austriaco, in quanto il nostro disegno è molto più sottile, molto più rifinito. Questa è chiamata la tromba della speranza, non lo vedi bene, dove escono dei fiori e vari rami, vari fiori. Senti, che pensieri si fanno quando si fa questo tipo di lavoro? Pensa solo questo e basta. Non si può pensare nient'altro perché altrimenti sbagli tutto. Bisogna stare molto attenti. Quando hai cominciato a utilizzare questi attrezzi? A che età? A 42 anni. A 42 anni? Sì, andavo a rubare il mestiere a Mordorino, andavo ad aiutarlo a piallare assi, lui intagliava e io guardavo. Ho sbagliato parecchie cose, ma insomma qualcosa ho imparato. Ecco. Grazie. Prego. Buonasera.
Ed eccoci all'esterno, prima del gran finale abbiamo questo quintetto che ci fa sentire che cosa? Proviamo a suonarla prima, dopo diciamo che cos'è. Diciamo il titolo. Questo è un grande passaggio, cioè, provin, vedin se va. Grazie di cuore. Adesso andiamo a vedere qualcosa di particolarmente utile per le scuole e parleremo anche di sport. Siamo sempre a Sutrio e qui c'è da raccontare una storia di imprenditoria di una coppia che arriva da queste parti. Sono con Clara Crippa e queste sono le vostre creature. Sì, io arrivo dalla Brianza, mi sono trasferita qua a giugno e già là allevavo cavalli di razza Quarter Horse e li ho portati qua e continuo il mio allevamento qua. Qui abbiamo i nostri, diciamo, fattrici, lo stallone invece rimane in stazione di monta e vengono poi utilizzati, queste sono mamme, fanno solo le mamme nella loro vita, i piccolini invece poi vengono venduti per il reining, disciplina della monta americana. Senta, lei prima cosa faceva? Io avevamo un'azienda agricola anche là di famiglia, mia sorella fa vino e continua a farlo e con agriturismo e io allevavo comunque sempre cavalli. E il suo compagno è originario di Lignano? Sì, è originario di Lignano ma ha sempre vissuto da quando era piccolo per questioni lavorative dei genitori a Sutrio e quindi lui si ritiene carnico di Sutrio e quindi abbiamo vissuto un po' in Brianza ma non ce la fa a star lontana dalla sua carne e quindi siamo venuti qua tutte e due. Come si chiama? Giacomo Rinaldi. Allora, salutiamo Giacomo Rinaldi, salutiamo questi tre piccoli che indossano queste tute, lo ricordiamo, l'obiettivo è quello di far arrivare qui le scuole e le scuole che arrivano con le loro scolaresche e i loro ragazzini potrebbero indossare anche loro queste tute. Esattamente, esattamente, per avere un po' anche il contatto con gli animali senza dover avere problemi con i vestiti e indossare le tute. E queste sono le tute che stanno indossando i nostri tre piccoli amici che accarezzano, si chiama? Rose.
Daniele Straulino, assessore al turismo e all'agricoltura. Dove siamo? Siamo in località Salez, nella parte bassa di Sutrio, e vi voglio far vedere quello che è stato il risultato del PIPA. Fondi regionali ci hanno permesso di acquisire questi terreni, che erano centinaia di proprietari, praticamente mini proprietà, e abbiamo riassunto in 80.000 metri quadrati, 8 ettari circa, queste proprietà, per permettere alle giovani coppie che si sono insediate qua sul posto, che hanno azienda agricola, di coltivare le terre, facendole l'uso che loro è più congeniale. Questo è un progetto che di conseguenza abbiamo poi creato anche delle piste ciclabili per far vedere ai turisti che vengono a Sutrio, come avete visto questi ragazzi che sono appena passati, sia con le biciclette, sia in carrozzella, sia a piedi. Poi il progetto prosegue anche dotando tutte queste aziende a chi verrà poi per i turisti, dando loro delle tute per far visitare ai ragazzi, ai bambini, alle famiglie queste strutture. Abbiamo diverse stalle con ovini, con bovini, abbiamo anche una stalla che ha la possibilità di tenere anche i cervi in zona Priola, abbiamo una coltivazione di piccoli frutti e poi abbiamo anche l'allevamento di trote, quindi abbiamo un concentrato in questa zona di parecchie attività di stalle e di attività di fattorie didattiche. Io ringrazio l'assessore Straulino, volevamo chiudere con quello che è il presente economico ma anche il futuro di Sutrio. Si chiude qui la puntata dello Scrigno, grazie alla nostra Chiara Miscoria per il supporto tecnico, alla prossima ovviamente su Telefriuli canale 11, ovvero sia 2 volte numero 1, arrivederci.